On March 21st and 22nd, the Italian National Trust will open 18 heritage sites across Friuli Venezia Giulia for the Giornate FAI, allowing visitors to access historic buildings and cultural sites that are usually closed to the public. Tante aperture eccezionali, non solo di bellissimi palazzi come quello che ci ha ospitato oggi per la conferenza stampa, ma anche siti che sono opera dell'ingegno come quello di Edison, oppure paesaggi naturali come quelli che incontreremo a Mossa. Non dico di più perché altrimenti la curiosità non c'è più, e per cui invito tutti ad iscriversi, in numerosi, anche perché lo dico sottovoce, ma con l'iscrizione si può saltare la fila e si può accedere a dei siti ulteriormente segreti. 3 ne abbiamo, sia a Trieste che a Udine che a Polcenigo, e quindi non ve li svelo perché trovate tutto sul sito www.giornatefai.it. Grazie. Apriamo con estremo piacere il Palazzo del Governo, sede della Prefettura e del Commissariato del Governo per il Friuli Venezia Giulia. Ci riconosciamo pienamente nelle intenzioni del FAI e nell'aprire appunto a tutta la cittadinanza l'opportunità di ammirare questa grande bellezza, dando un significato alla bellezza e alle competenze che hanno realizzato questa grande bellezza.